Forni di Sopra è uno dei comuni del Parco delle Dolomiti Friulane ed è il paese delle erbe e dei fiori. Oltre ad offrire una fantastica cornice di montagne dolomitiche, ha un'altra speciale attrattiva. Può vantare un'eccezionale ricchezza di specie vegetali che si incontrano percorrendo i suoi sentieri come in un immenso giardino botanico aperto a tutti. Poiché queste piante possiedono proprietà terapeutiche, cosmetiche, aromatiche e alimentari, offrono ai visitatori la possibilità di scoprire un antico patrimonio di usi, tradizioni, cure e gustose ricette. Il buon Enrico e l'ortica sono squisiti in frittate, risotti e minestre, così come la silene o grisulò, ma tipico del luogo è il radic di Mont, ottimo come antipasto. I frutti di bosco vengono spesso usati per aromatizzare liquori e grappe, anche se la grappa tipica di Forni è il ciariei, preparata con il cumino dei prati, talvolta arricchita con l'anziana, cioè la genziana gialla, che la rende ancora più digestiva. Negli aperitivi non può mancare il sambuco, mentre del pino mugo sono sfruttate le capacità antinfiammatorie. La conoscenza delle piante è riscoperta grazie alla festa delle erbe che richiama molti turisti nel mese di giugno. Sono poi numerose le escursioni botaniche organizzate dal parco, abbinate a show cooking o a preparazione di prodotti cosmetici con gli oli essenziali prodotti sul posto. Tutto l'anno, infine, è possibile visitare il centro visite del parco dedicato alla vegetazione e dove sono esposte più di un centinaio di fotografie dedicate ai fiori di Forni.